Importante il ruolo dell'Istituto all'interno della riforma sulla disabilità perché entrerà in operatività nel 2027 su tutto il territorio nazionale, ma già stiamo sperimentando a livello di 9 province sul territorio italiano che diventeranno poi 20 con settembre, in quanto si incrementerà il numero anche su altre province all'interno delle varie regioni, e in particolare a settembre entreremo anche noi del Veneto con una provincia che sperimenterà quella che è il nuovo disegno della riforma sulla disabilità, che è la provincia di Vicenza. Che cosa c'è di rivoluzionario in questa riforma? Intanto l'attenzione alla persona e in particolare alla persona con disabilità, la quale entra in un circuito più semplificato, molto più veloce nei tempi di definizione, con degli enti e delle entità che sono ben definite e che nel caso dell'INPS vengono a essere accentrate nelle attività che vengono svolte, perché l'INPS sarà l'unico ente che accerta lo stato di invalidità civile delle persone, quindi i tempi si dovrebbero ridurre, concentrare, proprio perché diventa unico l'ente. Ci sono delle realtà in cui già stiamo sperimentando questo ruolo accentrato di accertamento sanitario. Nel Veneto abbiamo Venezia e anche Verona, ma con la riforma questo diventerà a livello nazionale operativo su tutto il territorio.